Libera, senza filtri né censura. La tua radio. Va ora in onda Una gemma in cucina, alla scoperta delle gemme della cucina, innanzitutto italiana, con Gemma Gaetani. Buongiorno, ben trovato Giulio Cesare, ben trovati radioascoltatori e telespettatori del canale 252 del Digitale Terrestre. Oggi cominciamo subito con la nostra gemma della settimana, che è il panettone e che è il protagonista indiscusso del Natale italiano e lo diventa sempre di più. Forse non è un caso che il panettone sia il simbolo anche di Milano, che sia nato proprio a Milano, laddove il piccolo grande sembra essere la norma, cioè qualcosa di piccolo che però diventa grande nel cuore, nella considerazione dei milanesi e non soltanto, come accade anche al Duomo. La cattedrale è la chiesa più importante di una diocesi e solitamente è di misure gigantesche. Il famoso Duomo è la cattedrale della diocesi milanese ed è un eccellente caso di piccolo grande. Le navate della cattedrale di Santa Maria Nascente, così si chiama, sono lunghe 57 metri. Pensate, meno della metà di quelle della Basilica di San Giovanni in Laterano, che è la cattedrale di Roma, che misurano ben 130 metri. Eppure chiunque nel mondo conosce il Dom de Milan, molto molto meno la cattedrale romana. La stessa città, naturalmente, coi suoi 181 chilometri quadrati, è decisamente piccola, la città di Milano, intendo dire, rispetto all'immensità territoriale della capitale, che è 1285 chilometri quadrati. E questo nonostante dal punto di vista produttivo, culturale e anche turistico, la Petite Milano, possiamo chiamarla così, ha un rilievo eccezionale e unico nel panorama italiano, che talvolta surclassa pesantemente la stessa Roma e trasforma quindi la piccola Milano di fatto in una Gran Milan, come si dice appunto. A questa stessa dialettica tutta milanese tra ciò che è piccolo e ciò che diventa grande, tra la cosa piccola che però diventa grande e ha una grande eco, appartiene secondo me anche il panettone. Innanzitutto perché dal punto di vista grammaticale il nostro panettone è letteralmente l'accrescitivo di un diminutivo, e cioè un grande piccolo pane. Panetto infatti vuol dire piccolo pane, e questo piccolo pane poi è diventato grande non solo in senso letterale, lievitando, ma anche e soprattutto in senso figurato. Anche se è poco dolce, e questo è un altro elemento di piccolezza, ecco, di qualcosa che poi si fa grande, perché c'è poco zucchero nel panettone, poco dolce rispetto per esempio ad una cassata siciliana. Il panettone è diventato il dolce italico natalizio, naturalmente per eccellenza. E negli ultimi decenni è diventato tradizione per tutti gli italiani, come per tanti stranieri che spesso ignorano magari la cassata siciliana e qualsiasi altro dolce italiano, ma non ignorano il piccolmente dolce panettone. Ha stupito tutti l'inserimento nel 2019 del panettone nella lista delle 100 cose preferite per la stagione delle feste da Oprah Winfrey. Pare che la famosissima star e giornalista televisiva abbia una vera passione per il nostro dolce natalizio. Lo spiega il libro Panettone, i segreti di un dolce per tutte le feste di Carla Icardi e Andrea Tortora. Il panettone milanese è rito e mito, è meneghino ma è anche tricolore, è, usiamola questa parola, identitario. Nessun altro cibo incarna il Natale come il panettone, anche nella lingua. Arrivare a mangiare il panettone vuol dire arrivare al Natale in ogni senso. Questo perché il panettone è il Natale e fa il Natale, e come succede per tutto ciò che diventa massima icona, le rielaborazioni, che sono una conferma dell'originale ma al contempo sono la sua negazione, sono infinite. Allora, noi stiamo vedendo adesso l'immagine del panettone Motta, Milano, il panettone come era in principio, e lo vediamo proprio accanto al Duomo di Milano. Come vedete somiglia più ad una pagnotta, a un pane appunto. È più basso, è più largo di quello che siamo abituati a vedere adesso.
Colui che fa diventare il panettone, più verticale, che lo verticalizza, è proprio Motta. Si tratta sempre dell'impasto classico, canonico, però che cosa fa Motta? Usa un pirottino, più stretto praticamente e quindi verticalizza, così si dice, il panettone e così si cristallizza grazie all'industria che però è un'industria al suo inizio, quindi è una pasticceria che si espande a livello nazionale, quando ancora nazione significava soltanto nazione, non immigrazione e tantissime altre persone in più come è oggi, no, che viviamo in un mondo globale, globalizzato. Lui, Motta riesce diciamo a modificare questo panettone e crea questo grandissimo classico. Questo è il panettone tradizionale. Quindi le strade del panettone sono 2. All'inizio è solo una, panettone tradizionale, poi si biforca e si inserisce il panettone innovativo. Quindi all'inizio è così, tutti fanno il panettone allo stesso modo senza scegliere or scendere nei dettagli delle normative. Questo panettone a un certo punto diventa questo classico impasto brioche molto alto con la sua cupola con un dosaggio di burro e uova che ne determina l'estrema morbidezza, è arricchito di tocchetti di bucce di agrume candito che di solito sono cedro e arancia e uvetta. Fine, non ha una glassa, non è largo, non è così, è quello che chi ci segue riesce appunto ci segue dal digitale terrestre o in diretta su Facebook sta guardando. Poi questa strada, dicevamo, si biforca e accanto al panettone milanese si inizia a affermare il concetto di panettone farcito, attenzione, e glassato, attenzione, con altro. All'inizio anche questa seconda strada dell'innovazione è percorsa solo dall'industria. Pensate che il purista dell'epoca rifiutava il panettone diverso dal tradizionale anche perché era industriale. Il purista che compra anche l'industriale invece non rifiuta il panettone in quanto industriale, ma solo la versione innovata dall'industria. Da un po' di tempo a questa parte però tutto si è confuso ancora di più. Il cibo, il cosiddetto food, anche dopo MasterChef che è ricominciato proprio in questi giorni alla sua 12ª edizione, diventa un argomento di ruminazione collettiva molto più di prima. E oltre all'industria, anche la macchina dell'informazione e dello show se ne appropria. Quindi il cibo interessa come la politica, come il gossip, e allora i protagonisti del cibo diventano VIP, come quelli della politica e del gossip. La critica gastronomica acquisisce un pubblico maggiore di quello che aveva prima anche grazie al fatto che questa ruminazione collettiva avviene anche sul web e sui social network e quindi le varianti delle ricette canoniche diventano una sicura garanzia di attenzione. Le varianti non solo del panettone, penso anche alla pizza, ma a tutte le querelle che riguardano il cibo e un conflitto tra la norma e l'innovazione. Il pesto che si faceva col burro, la carbonara con l'uovo messo a crudo oppure ripassando tutto un attimo in padella, è sempre di più noi parliamo di questo. E queste strade, no, queste varianti nascono anche per motivi che non sono così culturali, nascono anche perché più parliamo noi del cibo e più riusciamo a vendere cibo. Però per quanto, diciamo noi possiamo fare vari tipi di analisi riguardo al cibo, ma il punto secondo me, almeno oggi e in generale, non è tanto stabilire quale versione, quale variante sia migliore, ma crearsi una griglia di comprensione del fenomeno delle varianti. Noi abbiamo tutto il diritto di dire questo mi piace, questo non mi piace, però il discorso critico non può essere mi piace e non mi piace. Il discorso critico deve spiegare il senso delle varianti, deve porgerle al consumatore che poi deciderà se apprezzarle o meno. Ci sono le varianti personali, ci sono le varianti di autore, ci sono le varianti locali, ci sono le varianti che sono tutte queste precedenti messe insieme, ci sono le varianti puramente commerciali. A cui però le persone si affezionano. Tutte possono avere un rilievo nella storia della cucina, della pasticceria, della panetteria oppure soltanto nella cronaca. Facciamo degli esempi. Questo è il
Panettone. È il panettone che il panificatore Brianzolo con sedi a Milano con varie sedi a Milano, Davide Longoni, giustamente definito il capostipite di tutti i panifici di qualità milanesi per la sua retroinnovazione di ricominciare a fare il pane come una volta, ideò nel 2020 insieme al locale di cucina tradizionale giapponese di Milano Gastronomia Yamamoto. Nipponizzò innanzitutto il nome perché panettone con questa O lunga era appunto un riferimento, un inserimento di questa O lunga che è giapponese. Poi il gusto, nell'impasto ci aveva messo i fagioli azuchi, lo yuzu candito e il tè sencha. E poi la confezione, non c'è proprio più la scatola, c'è il tessuto in stile furoshiki, questo involucro quadrato di stoffa tradizionalmente usato per incartare i doni. Io li chiamo questi panettoni nuovi, io li chiamo tutti insieme in una nuova categoria, neopanettone. Sono i panettoni non canonici, i panettoni innovativi. Andiamo a un altro. Questo è il Knamettone, è il panettone di Ernest Knam che ogni anno esce in limited edition. Questo, è abbastanza tradizionale, come vedete ha una glassa, quindi sopra è glassato, è un po' una veneziana. Ma, ogni anno poi lui aggiunge altri tipi di panettone. Questo per esempio a me fa sorridere, si potrebbe chiamare marron glaceone, perché è un panettone con i marron glacé canditi e una copertura di cioccolato. Ci sono poi tante rivisitazioni regionali, c'è il panettone alla crema di limoncello, che viene fatto sia in versione artigianale dai maestri pasticceri campani per sentirsi rappresentati nel panettone, ma anche in versione industriale per la distribuzione per la grande distribuzione organizzata, dove trionfano anche tanti altri panettoni irrituali, li possiamo chiamare anche così, per esempio nei foodie market, penso ad Italy, ma anche nei supermercati diciamo più ricercati, oppure nei negozi di delicatessen potete trovare il panettone all'amarena Fabbri, quindi Fabbri famosissima per le sue amarene connota questo panettone. Ci possono essere, che ne so, i panettoni alla crema di pistacchio di Bronte, al mascarpone e frutti rossi, di tutto e di più. Per molti questi gusti sono l'orrore, il ridicolo oppure entrambi. Per alcuni lo sono solo se acquistati al supermercato, ma non se pagati a peso quasi d'oro nelle varie mecche del food contemporaneo. Va ammesso però che quelli che li mangiano sono più dei primi e dei secondi messi assieme, quindi tutte queste critiche in realtà non servono a niente perché poi le persone apprezzano. Ci sono delle varianti locali che sono anche personali, come è il caso per esempio del panettone di, Francesco Antonio Cavalieri, che noi abbiamo intervistato poco tempo fa, il suo panettone cilentano. La variante locale può avere ecco, vediamo il panettone cilentano chiuso e adesso aperto. La variante locale naturalmente può avere vari interpreti, perciò dicevo che era sia personale sia locale, perché ognuno può interpretare a sua volta la localizzazione del panettone secondo il suo proprio gusto personale, oppure secondo abbinamenti che richiamano, diciamo, gli abbinamenti classici della cucina. Per esempio penso ad Enzo Crivella, il maestro gelatiere che abbiamo intervistato anche lui è un amico della trasmissione, che fa il panettone salato Jewel Gourmet con burro Bourdieu, alghe e alici salate di menaica. Se le alici salate di menaica e le alghe sono elementi cilentani, il primo, il burro francese, proprio non lo è, però si associa alle alici tramite un filo che passa per gli abbinamenti classici della cucina. Come entrano questi panettoni? Prima abbiamo detto che entrano nella storia o anche soltanto nella cronaca. Ci possono entrare in positivo, in negativo. Per esempio, Salderosa ha fatto il panettone d'oro. Si chiama panettone oro puro, è farcito col cioccolato fondente migliore del mondo, dice, e ricoperto di foglia d'oro. Ecco, a cosa pensiamo guardando questo panettone ricoperto di foglia d'oro? Non si può non valutare alla luce di Salbae e la sua carne ricoperta di foglia d'oro alimentare, ma soprattutto di Gualtiero Marchesi, il padre di tutti e di tutto, che mise per primo la foglia d'oro sul risotto alla milanese, affiancando al giallo dello zafferano il giallo dorato nell'oro in un momento in cui nessuno sognava di fare una cosa del genere. Quindi serializzare
riprodurre, diciamo, questo gesto veramente di grande rottura e di concezione veramente artistica non è fare quel gesto. Questo panettone costa 170 €, anzi costava perché è esaurito sullo shop online e va detto che nemmeno è uno dei più costosi. Perché, per esempio, il panettone di Marchesi dal 1824, questo bellissimo bar che si trova all'angolo tra via Meraviglie e via Santa Maria alla Porta, pensate da 199 anni, è un panettone in scatola di velluto foderata in seta, si chiama panettone in velluto e costa 445 €. E cosa ci dice questo panettone? Ci dice che il panettone di Marchesi 1824 è già superlativo e può essere aristocratizzato solo il suo involucro. Ci sono tanti altri panettoni, c'è il panettone vegano, c'è il panettone che nasce per la brand extension di una marca di social entertainment che poi brandizza prodotti fisici, come per esempio il panettone del milanese imbruttito, c'è il panettone di Chiara Ferragni, anzi scusate il Pandoro quest'anno è talmente alternativo che finisce ad essere il Pandoro, che ha esteso il suo brand a Balocco, ha fatto questo Pandoro, che si chiama Pink Christmas, perché è un pandoro, sul quale si spolvera appunto dello zucchero a velo di colore rosa. C'è il panettone transpecista, cioè il canettone per cani, che è stato ideato dalla pasticceria canina di Brescia Doggy Bag, che a molti sembra anche questo una bestemmia, un orrore, in realtà è una diciamo una preparazione che noi possiamo dare ai nostri amici animali perché non contiene lo zucchero che non possono mangiare. Quindi, noi abbiamo fatto, diciamo, questo viaggio all'interno del panettone, tradizionale e innovativo. Mentre aspettiamo appunto il panettone extraterrestre, ci, sentiamo invece con Arcangelo Dandini, che è uno chef, anch'egli amico della trasmissione. Buongiorno Arcangelo. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, scusa se Buongiorno, buongiorno. ti abbiamo fatto No, aspettare un figurati, no, pochino, ho cominciato più non si tardi e preoccupa, sono arrivata un pochino più tardi oggi. nessun E problema, s tranquillamente. Siamo qua. senti, che bello sentirti. Noi vogliamo sentire da te varie cose. Allora, vogliamo sapere Sì, innanzitutto c'è stata la presentazione, giusto? Del sì, 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 sì. allora Della rie- io ho qui la vecchia edizione, lo faccio vedere, Memoria a mozzichi, e a questo punto sì, acquisisce un valore, perché sì, questa è un'edizione precedente a quella contemporanea, che è un tuo sì, sì, sì. sono le ricette della cucina romana secondo un grande chef. Tu, anche quando ti abbiamo intervistato, appunto, abbiamo potuto apprezzare come tu, ecco, non parli soltanto di te, ma parli anche della storia della cucina che tu ti senti di rappresentare, di portare avanti, di divulgare. E quindi raccontaci di questa nuova edizione. Beh, allora, innanzitutto ho cambiato di figura perché non so se ne parlammo pure, penso io e te, su questo fatto che io l'appellativo chef mi sta sempre un pochino è oltre per me. Io sono un Oste. oste, peraltro dopo l'apertura del locale di Londra, recente locale di Londra, mi autodefinisco un oste contemporaneo e metropolitano, e tant'è che abbiamo cambiato questo. Il libro è Memoria a Muzzichi, le ricette di un oste metropolitano e contemporaneo, e quindi qui abbiamo messo, diciamo, proprio Mh. un punticino su quello che è la mia definizione vera, poi, perché io, col fatto di essere un oste, di essermela sempre sentita addosso questo vestito, praticamente questo stile, che faccio? Lavoro proprio su questo tipo di concetti che sono il territorio, l'accoglienza, il godimento dei piatti, la tradizione, sempre portata, come dire, in un ambito anche non personale, perché la tradizione, per carità, come dire, è un modello importante, che va seguito e va valorato, ma va arricchito a volte con esperienze anche personali, no? Perché poi alla fine ognuno fa tradizione del proprio territorio, e soprattutto delle sue esperienze personali,
e quant'altro. Quindi questo è un po' un modello mio di lavoro e di visione, no, di questo mio lavoro. E senti Arcangelo, visto che ci parli di tradizione, appunto che si rielabora, c'è anche la propria tradizione, la propria storia in fondo è la propria tradizione. Esattamente, certo, Allora certo. noi ti facciamo in bocca al lupo per il libro di cui poi parleremo in maniera più estesa, in futuro lo consiglierò come libro appunto da avere in biblioteca, perché io apprezzo veramente tanto questo lavoro che tu fai sulla divulgazione storica. È come se i tuoi libri Grazie. non dicessero compratemi perché come se tu dietro questi libri non stessi a dire compratemi perché così io guadagno la royalty, ma si sente proprio che tu No, dici ma compratemi perché così saprete anche voi tutto quello che ho studiato, ho imparato, ho osservato anche io fino a qua, ed è una cosa molto bella. Ti voglio invece chiedere un'altra cosa. Qui io sono romana, però lo sai, sono a Milano. Senti, mi dici sì, il panettone? Ti sì. piace? Quale ti piace di Ah, più? Se quello tradizionale o quello innovativo? no, io allora a me il panettone mi fa impazzire proprio, è uno di quelli. Peraltro ho tentato varie volte di farlo anche al ristorante, perché ormai fare il panettone è un po' un vezzo, ma è un vezzo molto complicato perché ci vogliono gli spazi e quant'altro, insomma voglio dire, insomma ci vuole anche una maestria che voglio dire, uno gioca su un tema che è il dolce, il panettone, però insomma poi ti fermi lì, quindi mi sono fermato. E il panettone per me è quello tradizionale. Io quando compro il panettone, è un po' come la pizza, no? A me piace mangiare sempre la margherita, non lo so perché, ma comunque perché mi piace pensare che che l'inizio di tutto poi alla fine sia quello più anche nell'evoluzione magari della materia prima, delle cotture delle cotture, della sofficità, cioè, però per me rimane quello mandorlato, ecco, per me è quello che è il vero panettone della mia vita, probabilmente me lo porto dietro e non chiedo mai esperimenti quando li ordino dai miei pasticceri. Ogni anno magari ne cambio uno qui a Roma e anche insomma anche fuori, per carità, ogni anno cambio un pasticcere, però chiedo sempre quelli e regalo sempre quelli. Ne prendo sempre quelli che servono e ad ognuno regalo sempre il classico mandorlato. Il Non voglio classico. fare sperimentazione così, sì. Ma mi Quindi piace col cioccolato, il cioccolato bianco, ne sento alcuni un po' che mi fanno un po' storcere il naso, ecco. Ognuno quindi, poi insomma fa. dentro coi canditi e l'uvetta Sì, e sì, sì, fuori con assolutamente, questo che certo, dici tu certo. mandorlato, qui viene chiamato veneziana, qui a Milano. Sì, 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 Quello sì, con sì, la sì. ghiaccia sopra, no, Sì, di zucchero, esattamente, esattamente. albumi, la Esattamente. granella di Con le zucchero e le Esattamente, mandorlone. esattamente. E quindi Eh sì, eh sì. a te piace quello. Allora tu non lo Sì. compreresti il panettone d'oro di sal de riso? Mh. Che ti fa venire in mente questo panettone? Perché l'abbiamo detto, la connessione c'è, non siamo ciechi, no? Ti viene in mente Salvai, ti viene in mente, a me viene ancora prima, viene in mente Gualtiero Marchesi, ma dico, Sì, sì, con tu l'oro. lo compreresti? Ma Io guarda, no, io no, quando un confesso. professionista come Salveriso si mette a fare una cosa, con tanto rispetto e tanta attenzione, ci mettiamo là e probabilmente lo comprerei pure per sperimentare insomma questi nuovi gusti. Ma io non credo che al di là vado così, vado a intuizione, al di là della proposta dell'oro, credo che Salveriso poi alla fine nel panettone non abbia improvvisato, non abbia fatto tante sperimentazioni. Mi viene da pensare, visto che lui insomma ha una grande, è un, come dire, uno di quei pasticceri tra virgolette tradizionali, no? Quindi credo che lui, al di là di questa nota d'oro, che poi insomma si faceva sempre nelle grandi pasticcerie, ma già dal 700 in Austria, insomma, basti pensare insomma a tutto quello che si è usato nel mondo della ristorazione, comunque della pasticceria, l'oro era abbastanza frequente, ovviamente in certi ambienti di elite e quant'altro. Adesso insomma c'è una diffusione molto più ampia, visto che insomma
siamo tutti un pochino più ricchi, no? Quindi No, il suo e l'oro si trova più a buon mercato. Ecco. il suo senso nella storia ce l'ha. A me dispiace perché vedo a volte delle persone che valutano i panettoni soltanto in base al prezzo e dicono: ma come mai un panettone costa 100 €? Ma che è oro?" E questa mi sembra la risposta: non è proprio un panettone fatto di oro, però è dorato. In realtà questa che può Sì, sembrare è stata definita diciamo da alcuni una pacchianata, in realtà ha il suo collegamento di tutto rispetto con la storia della assolutamente cucina certo. italiana e come ci spieghi tu, vedi Appunto, anche appunto. non soltanto italiana e non soltanto del secolo passato, ma pure di qualche secolo fa. Però non lo so, io sono un po' sono più affezionata proprio alla cosa semplice, no, quindi il panettone mi piace nella sua nudità pure, nella sua semplicità. Questo È un pane alla panettone fine, è un che alla fine è per un pane è dolce, un pane, alla fine è un sì. pane dolce. È l'evoluzione di un pane dolce dove poi alla fine con in questi periodi, in tempi non ecco perché bisogna leggere molto la tradizione secondo me, o comunque la filologia poi del percorso che fanno questi alimenti, chiamiamoli così, e si evolve dal punto di vista proprio della ricchezza, un po' quello che accade pure nella cucina normalmente, no? Con l'aggiunta di preziosità, quindi del cioccolato, dei canditi, della frutta secca e quant'altro. Chi più ne ha più ne mette in base anche al suo stato sociale, e la cucina in questo ambito, la pasticceria in assoluto è stata sempre divisoria un po'. Io ne parlo un po' anche in Memoria Mozzi di questa diversità anche sociale che poi dopo influisce nell'apporto di materie prime, appunto di elementi come l'oro, come il cioccolato, che era considerato lo zucchero. Pensate, Sì. alla fine del 500, nella seconda metà del 500, lo zucchero che veniva dalle Americhe era prezioso quanto è più l'oro, lo zafferano che è arrivato sempre in quel periodo dall'Iran. Insomma, cioè, c'è tutta una serie di elementi non solo l'oro, anche questi altri, basti pensare al cioccolato, quello che era come dire, la preziosità, il valore che c'era in questo elemento. Sì, sì. Allora Arcangelo, ne riparleremo perché poi se ti va, se ti fa piacere, nell'anno prossimo ci risentiamo ancora per parlare proprio Ma perché questi volentieri. sono gli argomenti su cui ci piace proprio passare il tempo a riflettere, quindi questa dialettica che non finisce mai e che è anche la cosa bella tra la tradizione e l'innovazione, però trovare il vero senso, no, di queste cose, perché ecco Certo. vedi, tu ci hai rivelato che l'oro non è che compare oggi No, nella cucina e quindi questo è ma interessante. Ma poi vado oltre, perdonami Gemma se ti faccio questo ritorno sul discorso di Salveriso. Cioè quando un professionista a questi livelli si approccia come dire, ad apportare un elemento così, c'è un ragionamento dietro anche storico, Certo, non è che lo mette per scena, la certo, scena c'entra poco lì, e quindi è questo, certo se va d'improvvisato, ma bisogna stare attenti, dall'improvvisato è un professionista di quel calibro non che improvvi pensa a un elemento così importante da mettere nel suo panettone che, ripeto, io non l'ho assaggiato, non l'ho mangiato, ma certamente sarà fatto con i metodi, con le uova più buone, con il burro più buono, con le eh beh, farine non c'è migliori. dubbio, non c'è dubbio, solo che Ecco, poi magari la valutazione io quello dicevo prima, noi secondo me non dobbiamo fare la gara, mi piace questo, mi piace non è solo mi piace, non mi piace, c'è pure una questione assolutamente. critica e storica Sono delle d'accordo con cose te. e noi naturalmente cerchiamo qui da questa trasmissione di contribuire alla valutazione critica. E Poi fate bene, e senti, fate io benissimo. ti abbraccio, ti ringrazio, ti faccio tanti Grazie, un auguri abbraccio anche anche a te cara. per Garum che è aperto a Londra e ne parliamo quando ci Grazie, risentiamo grazie mille, e quando vuoi. a presto e buon Natale. Ciao, grazie Ciao, 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 anche a ciao. te. Ciao, buon Ciao. Natale anche a te. Ciao, ciao, ciao. Tutte le domeniche, dalle 8 alle 10, la rassegna stampa del giorno e alcuni dei fatti principali della settimana che si è appena conclusa, con ospiti e telefonate in diretta. La domenica mattina non perdere contatto con la realtà su Radio Libertà, senza filtri né censure. We don't need no education.
quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annui. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Eccoci di nuovo in studio. Allora, adesso abbiamo il momento food art. Voi vi ricordate, io ho creato, diciamo, delle piccole regole, cioè un'idea, secondo me, no, per far ritornare alle persone l'orgoglio di essere cucinieri. Quando io dico cuciniere, che è stato anche sinonimo di chef, non intendo dire di far diventare le persone chef professioniste, perché non possiamo essere noi a farle diventare questo. Io intendo dire cuciniere in casa, che è un'altra accezione, no, un altro significato del bel termine cuciniere, cioè uno che cucina, che mette le mani in cucina. Io faccio riferimento a quel film, ai soliti ignoti, quando c'è appunto Ferry Botte, il personaggio che dice, femmina cuciniera pigliala per mogliera. Quindi io dicevo questo, insomma, saper cucinare in casa nel senso di per sé, per una tavolata di persone, è secondo me una cosa in più. Quindi, ci aiuta la gemma della settimana, che abbiamo visto che era appunto il panettone. La gemma della settimana ci aiuta a conoscere, a comprare, a produrre, perché a volte ne parliamo anche dal punto di vista della produzione, degli ingredienti che costituiscono una cucina, e direi che veramente il panettone di oggi è un iper ingrediente, insomma. Poi c'è la rubrica che è Food Art. La, rubrica Food Art è introdotta da questa sigletta, che è un pezzetto della canzone La pappa col pomodoro. Quei versi che dicono appunto che la pappa con il pomodoro è un capolavoro. A me è sempre piaciuta questa esaltazione, no, dare del capolavoro ad una cosa così semplice. In fondo è anche un piatto di recupero, se ci pensate. La pappa con il pomodoro si fa con il pane avanzato. Quindi, sono tante, secondo me, le occasioni nelle quali il cibo è il protagonista di un capolavoro, cioè di qualcosa che ha a che fare anche con l'arte, oppure è così buono che ci fa dire: "Cavolo, questa è un'opera d'arte, questo è un capolavoro". Il cibo non è soltanto l'oggetto, appunto, di hashtag di Instagram, oltretutto non, col termine italiano cibo, ma con il termine appunto inglese, perché ormai siamo tutti anglofoni, food. Non è solo questo hashtag, che io a volte, non sempre devo dire il vero, però a volte lo vedo associato, diciamo, ad una ostentazione che non tradisce amore per il cibo, quanto piuttosto amore per l'ostentazione, e questo non mi piace tantissimo. Quindi cerco di ricordarmi e ricordarvi che food può essere anche hashtag insieme ad art, cioè il cibo è anche un'opera d'arte, è qualcosa di estremamente intellettuale in tanti sensi, o perché gli intellettuali ci hanno costruito sopra un'opera d'arte, o perché lo hanno citato, oppure perché, come dicevamo prima, ci sono tutta una serie di discorsi, di ragionamenti da fare intorno al cibo. Allora, oggi il food art di questa settimana è Il Natale in casa Cupiello, che è un'opera teatrale tragicomica scritta da Edoardo De Filippo nel 1931. È una delle commedie più conosciute del drammaturgo napoletano, è considerata uno dei suoi lavori più brillanti, anche se è un po' dolce amaro perché non ha un bellissimo finale. Pensate che fu rappresentata per la prima volta in una versione più breve di quella che poi è diventata la definitiva, e divenne così, si ampliò proprio perché ebbe un enorme successo. Pensate che iniziò ad essere rappresentata il 25 dicembre del 1931 al Cursal di Napoli, e andò avanti, non mi ricordo bene se fino ad aprile o a maggio, andarono avanti le repliche con questa estensione appunto della pièce, che divenne poi 3 atti che è oggi.
Allora, noi adesso ci sentiamo la sigletta del food art, poi ci vediamo il food art. Vi voglio ricordare prima che su Facebook e su YouTube, se state guardando da lì, le restrizioni di questi social non permettono la riproduzione di canzoni, di filmati, eccetera. Però spostatevi allora sulla radio, sulla TV, sulla app, su internet, e potete seguire appunto l'audio, che in questo caso non nei casi appunto se ci state seguendo da Facebook o da YouTube non sentirete l'audio e ci vediamo qualche minuto di Natale in casa Cupiello. Food art.
Ecco, quanto è bella la solitudine, finisce Edoardo De Filippo dicendo così, in realtà non è per niente bella perché lui soffre di questo contrasto con il figlio, vuole che il figlio capisca il suo mondo, perciò reitera continuamente questa domanda sperando che lui risponda finalmente sì, ti piace o presepe? E lui dice sempre no. Non gli piace a questo figlio e sono un po', diciamo, questi giovani contro i vecchi, mi ricordano anche un po' gli innovatori del panettone contro i tradizionalisti e viceversa. Invece a Natale stiamo arrivando al Natale e cerchiamo di capirci, di capire ciascuno le ragioni dell'altro, secondo me, senza fare appunto gli eserciti uno contro l'altro. Allora, sapete che se fate una ricerca nel testo della PS di Natale in casa Cupiello, nel copione voi non troverete mai nominato nemmeno per una ricorrenza, una sola, il panettone e nemmeno il pandoro. Si fa riferimento al fatto che si mangerà a Natale, ma non è che si parla appunto di quello che si mangerà, si dice solo che ci si deve tenere leggeri perché poi si mangerà a Natale. Quindi non è nominato né panettone e né pandoro, però questa PS è una tradizione del Natale, esattamente come lo sono il panettone e anche il pandoro. È anche, il simbolo del Natale, fa Natale anche Natale in casa Gupiello ed è anche il simbolo, questo è il vero significato della PS che quindi diciamo, fa sì che questa PS non valga soltanto a Napoli, ma ovunque, anche fuori d'Italia addirittura, non solo in tutta Italia, proprio come il panettone, perché è il simbolo del Natale in famiglia e più in generale della famiglia unita. E questo simbolo è, appunto, raffigurato attraverso il presepe. Questo presepe appunto che il protagonista che si chiama Luca Cupiello, che è interpretato da Edoardo De Filippo, come dicevamo vorrebbe a tutti i costi che fosse amato da suo figlio, detto Nennello ma che si chiama Tommasino, ma suo figlio non lo ama. E quindi il presepe diventa anche il simbolo, questo presepe in costruzione, no, è anche il simbolo della famiglia che si sta disgregando di quest'altra famiglia vera che Luca ha intorno e che si sta decostruendo, perciò lui si accanisce, quasi si rifugia, no, nella costruzione di questo presepe. È un tradizionalista Luca, è una persona di una certa età e quindi soffre di questa disgregazione e soffrirà ancora di più quando scoprirà che sua figlia ama un altro uomo e non più suo marito. Quindi ogni tradizione riceve delle picconate, possono essere pesanti, possono essere leggere, che però piano piano la disgregano. Questo succede alla tradizione del panettone, appunto tradizionale, ma anche alla tradizione della famiglia tradizionale. Allora io non mi voglio ora addentrare in discorsi che riguardano la famiglia, però posso fare sicuramente quelli sul panettone e non pensiate che il panettone sia così lontano dal presepe perché lo fa anche Fiasconaro, ma, questa è una cosa molto, molto classica, quella di costruire un piccolo presepe di cioccolata sopra il panettone. Si trova ancora nelle pasticcerie classiche, tradizionaliste appunto, però tra quelle diciamo più rinomate è Fiasconaro che fa questa versione del panettone che, diventa appunto teatro, scena di un presepe di cioccolata. Loro lo fanno di cioccolata bianca, però lo potete trovare anche nelle pasticcerie, appunto sicuramente tradizionaliste. Allora, possiamo mettere sicuramente il presepe sul panettone, ma mettiamocelo soprattutto in casa e mettiamoci anche un panettone tradizionale, perché come Luca testardamente metteva in casa sua il presepe, passava tanto tempo a prepararlo, anche noi secondo me dobbiamo dedicare tempo e spazio a qualcosa che non vogliamo perdere. Quindi non vi dico ora di mettervi a preparare il panettone con le vostre mani come Luca con le sue faceva il presepe, vi dico innanzitutto di comprarlo, magari artigianale, in pasticceria se vi piace di più, di pasticceria anonima, ma non per questo meno eroica di quella strafamosa, oppure industriale. Compratelo come vi pare, compratene uno per ogni categoria, anche perché ogni volta che noi compriamo un panettone facciamo girare l'economia, quindi stiamo facendo un gesto buono anche per l'economia, non solo per il panettone in sé. Se poi avete proprio passione per la panificazione, allora vi dico di prepararlo con le vostre mani e magari in futuro ci dedicheremo proprio insieme a una ricetta
ricetta, l'anno scorso una piccola ricetta l'avevamo fatta vedere. Però quello che voglio dire è: dedicate il vostro pensiero, i vostri gesti, almeno a comprare un panettone tradizionale, proprio per fare un po' da argine a queste varianti che sono un bel gioco, che sono un'evoluzione anche naturale, no, che non nasce solo per motivi commerciali, che tengono anche desta l'attenzione sul canone, perché se noi decidessimo, tipo dittatura, che esiste solo la versione solo il canone, quindi la tradizione, non ne parleremmo più. Invece in questo continuo domandarci se la versione nuova ha senso e che senso ha e se non sia invece un abominio e così via, noi manteniamo desta l'attenzione anche sul canone. Però non dobbiamo mai, diciamo, secondo me, abbandonare completamente il canone, perché il rischio è che, e questo nella storia della cucina lo vedremo in futuro è successo, il rischio è che nuova versione dopo nuova versione, la versione canonica a un certo punto non esista più, si cancelli. Adesso invece ci dirigiamo alla altra nostra rubrica, che è la biblioteca di cucina. Allora La biblioteca di cucina. Ecco, la sigla di questa rubrica, come avete visto e come sapete, è questa canzone di Alberto Sordi e Monica Vitti. Ho preso questi pochi versi. La canzone si intitola Mando Hawaii, significherebbe un gioco, diciamo, su Mando vai, che tradotto dal romanesco all'italiano significa ma dove vai? Ed è una frase che io ho voluto prendere per dire ma dove andiamo se non a cucinare, se non sappiamo come, cosa e perché, forse anche in fondo cucinare. Quindi noi tutto questo lo troviamo dove? Siccome non abbiamo la fortuna di vivere con Carlo Cracco, allora lo troviamo nei libri, cioè voglio dire, lo troviamo questo pensiero che poi muove la cucina e che è quello a cui pensano i cuochi di professione, noi lo troviamo anche nei libri. E quindi ecco perché la biblioteca di cucina. Il libro che vi consiglio questa settimana della biblioteca di cucina è Adesso 365 giorni da vivere con gusto 2023, che è l'agenda culinaria di Paolo Massobrio, che però non è soltanto tale, cioè non è soltanto un'agenda culinaria. Anche allora, questa agenda si trova in vendita adesso. A me è piaciuta molto perché è strutturata proprio come una agenda, quindi l'intento è quello di accompagnare chi l'acquista per tutto il 2023, esattamente come succede con le agende normali. Non sono moltissime le agende culinarie, quindi io ho voluto consigliarvi questa qui, proprio perché se vi appassiona la cucina, voi vi dovete nutrire anche di cucina, ma non nel senso solo di mangiare ciò che cucinate o ciò che cucinano altri, proprio nel senso di parlarne anche. Allora, perché l'agenda? Perché nell'agenda entrano tante cose che non entrano in altri contesti. Per esempio, nei giorni del 25 dicembre, chiaramente dell'anno prossimo, c'è appunto c'è un estratto: mentre si trovavano a Betlemme giunse per Maria il tempo di partorire ed essa diede alla luce un figlio, il suo primogenito. Lo avvolse in fasce e lo mise a dormire nella mangiatoia di una stalla perché non avevano trovato altro posto. Così Luca racconta il Diem Natalem Christi, da cui prende il nome e la solennità che ricorda l'evento più rivoluzionario della terra, ovvero la nascita di Dio che si fa uomo per salvarci. E poi non c'è soltanto questo però, Giulio Cesare, lo tengo in mano il libro, ecco, quindi scusa, non c'è soltanto questo, c'è di tutto e di più. Ci sono le ricette, c'è per esempio la ricetta per il 24 suggerita per la vigilia del 24, sono gli agnolottini del Plin ripieni di prosciutto crudo di Cuneo e grana padano in brodo di bue con cialde croccanti di prosciutto. C'è poi un vero e proprio e naturalmente c'è spiegato come preparare questa ricetta, sempre rimanendo su questi giorni, che sono i giorni che stiamo vivendo in questi adesso. Ci sono appunto le piante di Natale, quindi consigli sulle cose di casa, e c'è la spiegazione per esempio
c'è la spiegazione del melograno che già presso i greci era simbolo di fertilità, e dice: "Molte tradizioni verdi legate al Natale e all'Anno Nuovo sovrappongono una lettura cristiana a un originario significato magico, come il melograno appunto. Secondo i Celti bastava gettare qualche foglia poi d'agrifoglio addosso a belve feroci e cani rabbiosi per ammansirli all'istante. Per i cristiani invece le sue foglie spinose, le foglie dell'agrifoglio, che è una pianta tipica di questo periodo, simboleggiano la corona di spine, mentre le bacche rosse rappresentano il sangue di Cristo nella passione. Poi c'è il ginepro, per esempio per il ginepro, dice greci e romani ne bruciavano il legno odoroso come un incenso anche per scacciare i serpenti, una simbologia che è stata mantenuta nella tradizione cristiana. Insomma, se anche non è questa l'agenda che volete comprare, compratevi un'agenda culinaria o comunque un'agenda che ci parli anche di quello che ci circonda, non soltanto per venderci qualche cosa, ma per insegnarci qualche cosa. Io vi ringrazio, spero di avervi intrattenuto in maniera interessante, vi faccio tanti auguri di buon Natale, noi non ci vedremo il 24, ci vedremo però sabato 7 gennaio. Vi dico buon Natale, passatelo in famiglia, fate il presepe e state sereni, che è la cosa più importante. Grazie, all'anno prossimo. Avete ascoltato una